Euroregione News. Prima giornata per la sicurezza stradale. A Codroipo consegnati i patentini per i ciclisti dal sindaco Fabio Marchetti. Ritengo che questo sia una delle tante iniziative per cui ringrazio il comando e il comandante della Polizia Locale di Codroipo, dottor Franco Fantinato, perché non solo con l'esempio quotidiano ma anche con l'esempio pratico, come abbiamo avuto modo di fare questa mattina, si sensibilizzano queste bambine e questi bambini a essere dei cittadini e delle cittadine più educati e rispettosi delle regole. Non è che questa cosa debba finire qua, glielo dirò dopo, ma deve continuare. Questo è un po' un vezzo di noi italiani: quando vediamo l'uomo o la donna in divisa stiamo attenti, quando non c'è cerchiamo di farla franca. Ebbene no, le regole vanno rispettate comunque, altrimenti saremmo costretti a mettere un agente in ogni angolo della strada. Inutile protestare perché il marciapiede è alto o basso, c'è la pista ciclabile che vedete qui, che può essere percorsa nel giusto senso di marcia. Molte volte ciò non accade, però lo vediamo anche adesso, però non è che possiamo multare tutti, gli dobbiamo ricordare che ci sono delle regole, ci sono delle leggi, ci sono dei codici che vanno rispettati. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.